Altri risultati arrivano al tavolo dello speaker. Salto triplo cadette, Erika Brusco 9,76 dell'Unione Sportiva Quercia Trentingrana, Manuela Brida Atletica Valli di Nole Sole 8,31, Arianna Biada Atletica Valli di Nole Sole 7,84, Narvet Kaur Atletica Valli di Nole Sole 7,77. Chiude Chiara Stanchina con il salto con la misura di 7,54 sempre dell'Atletica Valli di Nole Sole. Qui una gara praticamente giocata in casa tra 4 atlete dell'Atletica Valli di Nole Sole. A spuntarla però Erika Brusco dell'Unione Sportiva Quercia Trentingrana. Come potete vedere è partita la marcia aggregata a tutte le categorie in gara, esordienti maschili e femminili, cadetti maschili e femminili, con la prima categoria di esordienti che hanno da percorrere 2 km, 3 km per le cadette e 5 km per i cadetti. Altri risultati arrivati al tavolo dello speaker. Si tratta della palla Grammy 200 ragazze, a spuntarla Arianna Rostini, gruppo sportivo Tulacum 34,59, 33,65, secondo posto per Ravina Prandini, Unione Sportiva Quercia Trentingrana, e terzo posto con 31,20 per Serena Pellegrini dell'Atletica Trione. Allora, abbiamo qui i risultati dei 1000 metri cadetti. Dal terzo posto al primo posto abbiamo un po' l'arrivo Mattia Andrini, Atletica Valli di Nole Sole 2,56,22. Secondo posto per Pietro Pellegrini, Atletica Valle di Cembra 2,54,47. Primo posto per Simone Granola, Atletica Valle di Cembra 2,54,22. Cadette, 1000 metri cadette, serie unica, terzo posto per Ester Molinari,
Atletica Trento, 3:16 e 10 il suo tempo, Giulia Endrizzi, US Quercia Trentingrana, 3:13 e 83. Primo posto per Michela Fontana, Valchiese, 3:08 e 94. Infatti che vomita alla fine. Dai Elisa, forza! Siamo in possesso dei risultati 300 piedi cadette, terzo posto per Elisa Paolazzi, Atletica Valle di Cembra 45-30, 44-55 per l'Unione Sportiva Quercia Trentingrana Vanessa Prazzola, e al primo posto Atletica Team Lotto Lisa Buona, il suo tempo è 42-82. Dai Lisa, dai! E dalle cadette passiamo ai cadetti 300 piani.
Terzo posto per Martino Gatti, atletica Team Loppio, 40 e 51 il suo tempo. Nicola D'Andrea, gruppo sportivo Valsugana Trentino, 40 e 02. Primo posto col tempo di 39,24, atletica Valli di None Sole, Davide Zanella. E dalla corsa passiamo ai salti, salto con l'asta cadetti, 2 atleti in competizione, Tommaso Conte 2,20 m e del gruppo sportivo Trilacum entrambi, e Mirko Riccardi il suo salto di 3 metri netti. Dunque gara in casa, 2 solo atleti in questa disciplina.
Sempre in corso di svolgimento marcia, serie unica, marcia aggregata, ultimo sforzo per la numero 52 Lisa Vernesoni, cadetta, femmina atletica Trento. Altri atleti in gara devono ultimare le loro fatiche. L'ultimo giro per la 311, l'ultimo giro per la 311. Dai Lisa, dai, dai! Arrivo per la numero 52, Lisa Vernasoni, atletica Trento. E siamo ai risultati del peso cadette, terzo posto per Laura Chiusole, la gallina No, ma probabilmente è andato buono. 5.000 persone sempre. Qui fuori scollegare, poi atletica Valle di Cembra, Michele Beber, gruppo sportivo Valsugana Trentino, Kevin Zeni, US Dolomitica, Emanuele Nardelli, gruppo sportivo Triathlon, Nicola D'Andrea, gruppo sportivo Valsugana Trentino, così come Stefano Cenci, gruppo sportivo Valsugana Trentino. E alle 18:20 è prevista la gara ragazzi staffetta 3x800 e ragazze 3x800.
ottenuto ragazzi i risultati? Allora, terzo posto Pietro Carpentari, US Quercia, 3 di Milano, 4,40, secondo posto sempre del suo compagno di squadra, si tratta di Andrea Palesi Furlani, 4,95 con 5,09. Edric Beriscia dell'Unione Sportiva Dolomitica si aggiudica questa prova.